L'assedio al governatore Luca Zaia inizia la mattina dopo che la maggioranza più ampia che la Regione Veneto abbia mai avuto è andata sotto in Consiglio regionale. La legge di iniziativa popolare sul fine vita non è passata, si è infranta sulla contrarietà di una massiccia quota del centrodestra, anche dei fedelissimi, o ex fedelissimi a questo punto, di Zaia. È accaduto insomma ciò che fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile. Inizia quindi Matteo Salvini, segretario della Lega, con una dichiarazione che è una sentenza. Avrei votato no anch'io. La vita va tutelata dall'inizio alla fine. Bisogna garantire tutte le cure necessarie a coloro che sono in difficoltà senza arrivare alla morte per procura. Il Consiglio regionale del Veneto ha votato. Questa è democrazia. Fortunatamente la Lega, a differenza di altri, non è una caserma, c'è libertà di pensiero. Per me è bene che sia finita così. E quando parla, Salvini detta la linea del Carroccio, a sottolineare che i traditori non sono quelli del no, anche perché, e lo dice chi era martedì a Palazzo Ferrofini, sono stati i colonnelli salviniani a inviare messaggi ai consiglieri nel martedì cruciale, non inviti ma esplicite richieste di votare no alla proposta di legge sul fine vita, di affossarla per posizione politica, e così molti indecisi, su diretta richiesta, hanno ritarato l'indecisione sul no. Luca ha personalizzato troppo la battaglia, rilevano per la gran parte i leghisti. I numeri non ci sono mai stati, era un rischio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 18 gennaio 2024. La prima notizia di oggi riguarda ancora il fine vita. I commenti, le polemiche all'indomani del voto in Consiglio regionale. Anzitutto abbiamo visto Zaia sotto fuoco amico dal centrodestra, attacchi continui. Questo il titolo sul Corriere del Veneto, dove a scrivere è Silvia Madiotto. Abbiamo visto le prime battute del suo articolo, critiche sulla strategia di Zaia anche da parte dei fedelissimi, messaggi di pace dai ribelli. Poi lo vedremo nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata una nota da parte dei leghisti che hanno votato contro il progetto di legge sul fine vita, una nota a sostegno del presidente Zaia. Nel frattempo il PD presenta la legge in Parlamento. Ma vediamo anzitutto il riassunto della vicenda, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. Il 30 giugno 2023 sono state depositate in Consiglio regionale 9.072 firme raccolte dal Comitato Liberi Subito a sostegno di una legge sul fine vita dignitoso per i malati terminali. La proposta di legge parte da una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce i criteri per chiedere il suicidio medicalmente assistito e chiede alla Regione quindi di regolamentare tempi e modi del procedimento. Questo è il contenuto della proposta di legge di iniziativa popolare. Il calendario regionale ha affrontato il testo della proposta in Commissione Sanità e sono emersi molti dubbi nella maggioranza. Il testo aveva il favore del presidente Zaia, ma molti nella Lega e la totalità di Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono mostrati contrari. Il 16 gennaio la proposta di legge è arrivata in Consiglio regionale e al voto ha partecipato anche il presidente stesso, Luca Zaia. Il risultato è stato di 25 favorevoli, 22 contrari, 3 astenuti e un assente, pareggio, e quindi la legge sul fine vita non passa. Sappiamo che tra i voti che hanno affossato la legge c'è anche quello della consigliera del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che oggi è protagonista infatti sui quotidiani locali. Partiamo dal Corriere del Veneto. Partito e social, Bigon assediata. La mia posizione era chiara fin da subito, si difende la consigliera regionale del Partito Democratico eletta a Verona. Nel frattempo la capogruppo Camani chiama tutti a rapporto, leggiamo, ma vedremo negli altri quotidiani locali cosa sta succedendo nel Partito Democratico all'indomani di questo voto. Nel frattempo è importante la presa di posizione di Cappato dell'associazione Coscioni, che invita Zaia a proseguire. Comunque dice: se il presidente ci crede ora approvi una delibera. La giunta regionale sostiene può approvare appunto una DGR
che abbia gli stessi contenuti bocciati in aula, non è necessaria una legge, insomma basta un atto amministrativo della giunta. Vediamo gli altri quotidiani locali, appunto, proseguiamo la rassegna stampa sempre sul tema del fine vita. Il Gazzettino apre così: fine vita, polemiche, lettere e attacchi. Salvini: avrei votato no. Il leader della Lega: bene che sia finita così. Il segretario regionale Stefani invece si dichiara a favore della proposta di legge. I 13 consiglieri leghisti contrari scrivono nel frattempo al presidente Zaia, lo ringraziano, gli dicono sei un vero leader e gli mostrano ancora il loro sostegno nonostante appunto il voto contrario alla proposta sul fine vita che Zaia invece sosteneva. C'è poi naturalmente chi ne approfitta di questo momento di debolezza di Zaia, per la prima volta sconfessato dalla sua maggioranza, ed è un attacco che arriva proprio dalla stessa sua maggioranza, da Fratelli d'Italia. Il segretario del Veneto De Carlo lancia un affondo: dopo tanti anni evidentemente stanno venendo meno alcuni stimoli. Il riferimento è naturalmente a Zaia, ai suoi tanti anni da presidente della regione. De Carlo è indicato come uno dei possibili candidati di Fratelli d'Italia proprio per la presidenza del Veneto per il dopo Zaia, ed è naturalmente uno dei più strenui oppositori dell'ipotesi del terzo mandato. Quarto mandato sarebbe per Zaia, lo sappiamo, ipotesi di una riforma nazionale del limite dei mandati per i presidenti di regione che sembra comunque sempre meno probabile. Poi parla anche Flavio Tosi, capo di Forza Italia, ex sindaco di Verona: è stata una forzatura e si è trasformata in una sorta di corrida, dice. E poi il Gazzettino sceglie invece di intervistare il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, leghista, ha votato contro la legge sul fine vita. Dice: Luca indebolito, ma che Tosi nel 2015 diceva che era finito, si è visto poi cos'è successo. Ho votato no, spiega Ciambetti, perché ho paura che una legge porti a situazioni inimmaginabili come in Olanda. Il presidente ha dimostrato ancora una volta di essere un grande politico, spero resti, ma è una risorsa del paese. Una dichiarazione che apre quindi a diverse prospettive qui per un quarto mandato di Zaia, ma anche forse per qualche altro incarico appunto a livello nazionale, se non europeo, con le elezioni europee alle porte appunto. E parla anche Zaia sulle pagine del Gazzettino: non sono deluso ma allibito dalla disinformazione, dice il presidente della giunta regionale. Il fronte del no ha fatto credere che bocciando la legge si abolisse il fine vita, ma non è così e lo sanno. Certe scelte me le aspettavo, conosco i miei polli, dice anche Zaia, ma è forte l'amarezza verso alcuni consiglieri. Il Gazzettino riporta poi una presa di posizione, una nota del portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, era lo sfidante di Zaia alle ultime elezioni regionali, che ora dice si rischia di regalare il Veneto alla destra estrema dopo il voto dell'altro ieri. E poi infine il Gazzettino chiude le prime pagine con il caso Bigon: alta tensione nel Partito Democratico. Camani, presidente del gruppo consigliare del Regione, dice è stata sleale, voleva far bocciare la legge, e verrebbe da dire c'è riuscita, visto che il suo voto è stato determinante. Bigon si difende, dice di aver esercitato un diritto. La presidente del gruppo consigliare, Camani, ribatte: poteva uscire dall'aula e far passare la norma, glielo abbiamo chiesto, ha detto di no. Infine anche sul Gazzettino c'è la presa di posizione dei promotori della legge regionale, che dicono basta una circolare per vincolare le ULSS, quindi insistono, bisogna andare avanti nella tutela dei diritti dei malati. Da Cappato e Silvestri un appello alla giunta, ma la proposta ormai è su un binario morto, scrive Alda Vanzan. Il comitato dichiara: in pratica non cambia nulla, possono rispondere con i tempi che vogliono. E Geller, il malato simbolo della lotta, commenta: mi aspettavo che finisse così, ma la battaglia non si ferma. Vediamo rapidamente i titoli sui quotidiani del gruppo NEM per poi passare alla seconda parte di questa rassegna stampa. Allora partiamo
Da pagina 2, fine vita, Lega a pezzi, Salvini bene il no, io avrei votato così. I consiglieri che hanno stoppato la linea Zaia ribadiscono il sostegno, siamo sempre con lui. Si schiera anche il Vaticano con Parolin, cardinale Vicentino, segretario di Stato Vaticano, che dice l'esistenza va sempre difesa, insomma parole molto chiare che in qualche modo sottintendono una contrarietà alla norma bocciata l'altro giorno in Consiglio regionale. C'è poi il sindaco di Treviso Mario Conte che dice il presidente non esce sconfitto, ha iniziato un dibattito delicato. Flavio Tosi, questa materia non è di competenza regionale. Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia dice 2 anni fa una cosa del genere non sarebbe successa. E poi quindi tra le conseguenze politiche per le prossime regionali, Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo 15 anni di Lega faranno le proposte. Poi vediamo Zaia, l'amarezza del giorno dopo il voto, dietro le quinte spunta il blitz di Borchia, l'europarlamentare veronese, fedelissimo di Salvini, sarebbe stato alla guida del fronte del no. E c'è chi, sempre nella Lega, si dichiara delusa da molti colleghi. È il caso di Francesca Scatto, che ha votato a favore della legge, dice il fine vita è un tema etico, non politico, ma qualcuno non l'ha capito e ne dovrà assumere le responsabilità. Poi i quotidiani del gruppo NEM intervistano De Carlo, senatore segretario veneto di Fratelli d'Italia. La posizione che ha tenuto Zaia è incomprensibile per noi, non gli abbiamo chiesto nulla, ma eravamo pronti ad altri incarichi. Escludo che quanto successo possa avere riflessi politici sulla maggioranza, ma intanto, come abbiamo visto, ha lanciato un altro affondo contro l'ipotesi di un quarto mandato di Zaia. Poi passiamo al centro-sinistra, il PD Veneto è una polveriera, Bigon a rischio sospensione, convocata una riunione del gruppo con il segretario Martella, ma la consigliera conservatrice non dà la disponibilità. La veronese tiene il punto, un voto di coscienza, l'ho condiviso con Del Rio. Bigon dice: ho sentito l'ex ministro anche durante la seduta, le reazioni del PD, pronta ad assumermi le mie responsabilità. Infine la posizione dei proponenti, come abbiamo visto, Cappato invita Zaia a non arrendersi e a dare risposte ai malati con una delibera di giunta. All'indomani dello stop della legge l'associazione di Coscione si rivolge al presidente e propone una procedura alternativa. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima arriva da Belluno, pista da bob, il verdetto sulla gara e l'azzardo sui tempi di costruzione. Troviamo l'articolo di Claudio Trabona sulle pagine del Corriere del Veneto. Cortina, oggi scade il bando per l'impianto Light, a marzo 2025 dovrà essere collaudato. Anche qui molte incognite. L'ultima notizia di oggi invece riguarda l'economia. Ieri avevamo anticipato il fallimento del progetto di Intel in Veneto, più che fallimento l'archiviazione, un progetto che non si svilupperà mai, quello del Max Polo di Intel nel Veronese. Oggi vediamo un po' di conti sulle pagine del quotidiano del gruppo NEM. L'addio di Intel costa 4,5 miliardi, una sconfitta per il Veneto. Il caso arriva in Parlamento, c'è un'interrogazione al ministro Urso e nel frattempo Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, commenta: bisogna fare di più per attrarre investimenti. Questo per quanto riguarda la pagina di economia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.